Signor Carradine, tra 3 giorni c'è la lettura del testamento di sua madre e lei deve tornare a Napoli. Un artista non lascia la nave. Un artista. Sono passati esattamente 20 anni dal debutto dell'omonimo spettacolo teatrale. Vincenzo Salemme non poteva festeggiare meglio con la sua trasposizione cinematografica di È fuori nevica. Parliamo della sua nuova commedia diretta interpretata dallo stesso comico napoletano, che racconta di 3 fratelli, ognuno coi suoi grandi e piccoli problemi, che dopo la morte della madre saranno costretti a convivere nella casa di famiglia. Questa è stata la volontà della donna espressa nel suo testamento. Il film, che sarà distribuito nelle sale da Warner Bros., è stato presentato alla stampa presso il Cinema Modernissimo di Napoli e oltre a Salemme erano presenti i suoi fidati colleghi e interpreti Carlo Buccirosso, Nando Paone e Maurizio Casagrande, che proprio insieme al comico avevano portato in scena nel 94 il celebre e fortunato spettacolo. Sentiamoli. La bellezza è scoprire che delle cose, alcune cose, perché non tutte hanno questo pregio, non invecchiano, rimangono, diventano, forse uso una parola che qualcuno può storcere il naso, diventano un po' dei classici, no? Ci sono delle cose che sono talmente particolari, che rappresentano dei momenti talmente importanti, che anche dopo 20 anni un giovane può per la prima volta vedere quella commedia, adesso avrà anche un film di riferimento, vedere quella commedia e innamorarsene e quindi crescere e diventare un ammiratore mio, che però quando ha fatto quella cosa lui non era nato. Bella rimpatriata, stiamo bene, siamo stati bene, ci siamo divertiti. Il film è la trasposizione cinematografica della commedia, quindi non è stato complicato entrare nei personaggi. Ci siamo divertiti, speriamo che è andata bene, è un film garbato, pulito. Questo ritorno è stato un ritrovarci da vecchi amici e riprendere insieme un percorso che molti hanno pensato si fosse interrotto chissà per quali motivi. In realtà non coincidono i tempi, non sono più coincisi determinati tempi, perché ciascuno di noi ha fatto insomma altre cose. Figlia, dobbiamo festeggiare il compleanno!